Noi tutti parliamo la lingua veneta, la parliamo costantemente, ci sono tantissimi veneti, è di gran lunga la lingua più parlata in Italia dopo l'italiano ed è parlata soprattutto anche in altre parti del mondo dove c'è stata l'immigrazione veneta, specialmente nel sud del Brasile, nella Università di Santa Maria presso la Quarta Colonia, Stato del Rio Grande do Sul, si inizia questo corso di Veneto ed davvero è un motivo di orgoglio per tutti noi, ma anche un motivo di profonda riflessione, in quanto la lingua veneta non è ancora riconosciuta allo Stato italiano, ma è riconosciuta allo Stato federale del Brasile. Ho ricordato l'articolo primo del nostro statuto, uno statuto che parla del popolo veneto in Veneto e popolo veneto oltreoceano. Siamo veramente felici di ricevere questi accademici che vengono dallo Stato del Rio Grande do Sul, che hanno creato questo corso di lingua veneta in collaborazione con l'Associazione Buona Creanza, alla quale noi come Veneti nel mondo partecipiamo per creare tutte le occasioni nella quale si possa parlare della nostra tradizione, della nostra cultura, quella che è stata la nostra storia, che guarda il passato ma anche il futuro, creando e mettendo in campo nuove azioni che permettono di mantenere e rinsaldare i nostri legami oltreoceano. Ma cos'è questa quarta colonia? Quarta Colonia è una delle zone del Rio Grande do Sul, che è quello stato che è più al sud del Brasile, e gli ultimi emigranti veneti sono arrivati in queste zone che mantengono appunto la lingua, la tradizione, la cultura, e dove abbiamo inaugurato tanti leoni di San Marco in quello che è stato il progetto in unione con il Comitato Veneto del Rio Grande do Sul del Brasile. Il primo corso acadêmico, não entra mais feia prima corsi, ma non accademici, corsi di estensione dove scolare ci abbiamo un certificato. Adesso la lingua veneta dentro l'università è una disciplina curriculare, così tutti gli scolari possono farla e viene insieme con il suo storico questa disciplina. Per farla abbiamo lavorato tanto, studiato tanto, ricercato tanto e anche a fare accordi. Abbiamo fatto accordi di cooperazione qua con l'Accademia della Buona Creanza, del direttore Alessandro Mocellin, che fa parte della nostra cattedra. Così abbiamo 4 professori di questa lingua veneta e volemo con la lingua veneta all'università dare dignità e anche identità ai discendenti e anche alla nostra cultura, perché la lingua è la base della cultura. Se la lingua si finisce, la cultura si finisce insieme. Io lavoro come insegnante na quarta colonia di immigrazione italiana. Ecco, il lavoro nelle scuole. Lavoro con le scuole, la formazione degli insegnanti e formazione degli allievi. Con tante iniziative. Sì, le iniziative dei libri didattici che parlano della cultura, della tecnologia, della scienza e della storia.